Ciao a tutti, benvenuti a E che Storia, il mondo del paddle. Ospite con noi è Davide Verde, maestro del New Paddle Panda. Ciao Davide, Ciao, ciao come Stefano. stai? Benissimo. Beh, ho visto che durante i lanci eri abbastanza rilassato. Sì, sì. Dai. Vengo Dai, da una famiglia di artisti, anche se poi io faccio tutt'altro, quindi... però va bene, dai. Senti, allora partiamo subito dalla domanda classica che sto facendo a tutti quanti. Innanzitutto complimenti per come ha spiegato la bandeira, sei stato molto tecnico, sei stato, ma questa è una cosa mia. Ti volevo chiedere, come hai scoperto questo sport? Come ho scoperto questo sport? Allora, diciamo che nel 2010 mio padre era un socio storico delle Molette e mi disse insomma di venire a provare, c'era un giochetto nuovo che lui chiamava Puddle e quindi mi ha detto vieni a vedere, vieni a vedere. Io avevo 10 anni che non giocavo più a tennis, che ormai facevo solo il calcetto degli amici e sono andato. Prette mi ricordo ancora che insomma di aver visto Isidoro Spanò giocare in questo campo, campo piccolo, si batteva da sotto, particolare. Quindi mi piacque subito e presi subito il giorno dopo 2 lezioni con Saverio Spanò e poi da lì fu una malattia insomma, quindi Poi, cominciai a giocare subito 4-5 volte a settimana. poi ci torniamo, tu comunque sei ancora tesserato per Molette, Sono ancora giochi. testato per le molette, sì sì, sono ancora testato per le molette ormai sto lì, Ecco, forever. raccontiamo un po' la storia. Quindi hai scoperto lo sport del padel nel 2010. Io ormai lo Corretto, chiamo sport anche perché è uno sport, non è un gioco come qualcuno lo definisce. assolutamente. E dopodiché agonismo, Ah tornei. sì, subito. Era un, diciamo, momento particolare perché mia moglie stava incinta e quindi sfortunatamente per lei conobbi questo sport proprio, diciamo, in quella fase, nella fase della gravidanza, cominciai a giocare, un dramma biblico perché come puoi ben capire ho cominciato ad allenarmi 5 volte a settimana. Mia moglie mi vedeva andare tutti i weekend fuori a fare tornei eccetera. Però sì, insomma, ricordo che presi anche numerose lezioni con il maestro Thomas Mills, che sta ancora qua a Roma, e quindi sì, mi cominciai a allenare, cominciai a crescere mano a mano, e quindi cioè, stava diventando effettivamente un vero e proprio sport, non un hobby. Uno sport come dici tu, perché anch'io ho appunto in gestione dei campi da paddle al mio Padel Panda e anche ormai è diventato un vero e proprio lavoro, insomma. E questi famosi weekend lontani dalla moglie ti hanno portato in nazionale, se non sbaglio. Sì, nel 2014 sono stato convocato appunto da Gustavo Spector per i mondiali di Palma di Mallorca, è stata un'esperienza bellissima con Maurizio Serafino, Sinisi, Pupillo, Palmieri, insomma una settimana divertentissima, il clima spettacolare, giocatori fantastici, quindi veramente veramente fantastico e quindi E quando ti è arrivata la convocazione, la lettera, la mail, no, la che ti è convocazione è stata arrivata? un po' particolare perché mi ricordo insomma che ci furono un po' di successero vari avvenimenti, non si capiva appunto effettivamente quali erano i convocati eccetera, insomma tra una riffa e una raffa alla fine mi arrivò la chiamata appunto di Gustavo che mi disse appunto di voler la mia presenza appunto a Palma di Mallorca. Io praticamente ero... Fu una situazione un po' particolare perché avevo finito le ferie al lavoro. Quindi finendo le ferie al lavoro, insomma, andai subito dal mio capo e dissi: Guardi, dandogli del lei, avrei questa attività da fare, di cosa si tratta, il paddle, spiegare il paddle, fai vedere su YouTube, insomma. Però alla fine si convinse, mi diede questa settimana di ferie. Poi chiamai il boss a casa dicendogli che ero stato convocato, ebbi l'ok anche da mia moglie, quindi si Perfetto. partì. E senti, con chi facevi coppia? Allora, ho giocato l'Open a squadre con Sinisi. Abbiamo fatto quindi mondiali a coppie e
andò bene, nel senso che battemmo la miglior coppia olandese e poi ci arrendemmo a Campagnolo e Bergamini, che attualmente hanno fatto veramente un gran torneo al Master di, non mi ricordo adesso dove l'hanno disputato, ma insomma proprio finito 2 giorni fa, e che hanno fatto, mi pare, semifinale e quindi sono riusciti tantissimo. Già ai tempi, insomma, ci asfaltarono praticamente. Ho scoperto attraverso queste interviste che sono differenti i ruoli, no? Destra e sinistra. Tu dove giochi? A Assolutamente. destra o a sinistra? Ma io sia a destra che a sinistra. Diciamo a destra è il ruolo dove bisogna costruire un po' di più e secondo me bisogna saper giocare anche più a paddle. Tant'è che i tennisti quando iniziano si devono molto meglio giocare a sinistra perché a sinistra hai più angolazioni, hai il dritto al centro, hai lo smash al centro, quindi ovviamente puoi fare più cose. Però è innegabile che appunto per questo a sinistra è più divertente per un destro. E continuiamo a questo punto sull'aspetto agonistico. Tu tuttora sei tesserato per le molette. Sì, sì, Questo clima familiare che c'è lì ti lega ancora a loro assolutamente. oppure magari stai pensando di cambiare? Ma guarda, il padel è cambiato tantissimo perché adesso ormai le squadre comprano giocatori stranieri, quindi le molette è un circolo che non ha, come nel tennis, che nel padel non ha mai comprato giocatori per poter riuscire a vincere. Eravamo fino a quest'anno un gruppo storico, dai Pupillo, Anticoli, Isidoro. È un gruppo che poi purtroppo alla fine si è sciolto quest'anno, diciamo, nel senso che sia i fratelli Pupillo sono andati via, Anticoli è già andato via l'anno scorso. Io sono rimasto per un senso diciamo d'appartenenza perché sono legato a quel circolo, mio nonno ovviamente era stato lì, mio padre e quindi sono rimasto. È innegabile che ovviamente arrivano magari offerte economiche, il padre sta cambiando in quest'ottica, un po' come era il calcetto anni fa. E, secondo te il segreto di questo sport? Segreto di questo sport, guarda, il segreto è che chi anche non abbia mai toccato una racchetta in mano, chi ha giocato solo a ping pong, a me arrivano persone che dicono guarda io ho giocato a racchettoni, e io gli rispondo a racchettoni è più difficile, perché comunque sia il campo è piccolino, ci sono le sponde, la palla torna, diciamo che l'importante è che ti muovi, che sei dinamico e per il resto è uno sport talmente intuitivo che bastano 3 lezioni a una persona che non ha mai fatto sport che dopo la settimana successiva già gioca una partita, quindi talmente intuitivo, talmente semplice che è facilissimo iniziare, facilissimo divertirsi, semmai è più complicato aumentare il livello una volta che si è diventati insomma bravini, ecco. E ti immaginavi questa esplosione a Roma negli ultimi 2 anni, 3 anni? No, no, perché comunque sia ce ne sono tanti di sport che sono nati e finiti lì, insomma, non me l'aspettavo assolutamente, anche perché a Bologna i campi sono stati installati nel 90 all'aeroporto e non ha avuto sviluppo. Quindi no, non me l'aspettavo, forse ha aiutato molto anche che magari si sono appassionati parecchi calciatori che hanno cominciato a giocare, i calciatori da Roma per esempio giocano quasi tutti, vabbè, dal capitano a Nainggolan, giocava Pjanic, Florenzi, quindi quasi tutti i giocatori della Lazio, da Marchegiani, Corradi, giocano tutti praticamente, quindi questo sicuramente ha aiutato perché poi ovviamente i calciatori hanno un seguito e Portano gente. portano gente. Ho scoperto che la fascia di età media è dai 35-30, diciamo, ai 50, no? E si sta però iniziando anche con i giovani. Assolutamente, sì, però è difficilissimo, Difficile. difficilissimo. Perché? Perché ti faccio un esempio, noi stiamo qui appunto, abbiamo dei campi all'interno del Circolo del Panda, dove ovviamente c'è una scuola tennis, Naturalmente il tuo punto di vista, eh? assolutamente, dove c'è un circolo da tennis, una scuola tennis. Innanzitutto i genitori conoscono il tennis, non conoscono il paddle. Su una media, no? Una media ponderata possiamo dire che questa è un'affermazione corretta. Quindi cosa succede? Che i genitori spingono i figli per farli giocare a tennis, non a paddle. Un figlio di 5 anni ovviamente non chiederà mai al genitore, oh mi fai giocare a paddle? Ed è già questo ovviamente una difficoltà.
Inoltre, per tutti quei, diciamo, quei campi da paddle che si trovano appunto all'interno dei circoli da tennis, ovviamente il paddle non è visto benissimo. Ovviamente un maestro di tennis non è molto contento che un bambino vada a fare paddle, perché ha paura di perderlo. E quindi questo in qualche modo secondo me crea dei problemi, insomma. Poi dal mio punto di vista il padel potrebbe essere tranquillamente propedeutico al tennis, anche come lo è in Spagna, perché se andiamo a vedere il tennis di oggi praticamente è sempre boom, boom servizio, boom boom da fondo campo, pochi giocatori che giocano a rete. E in realtà il padel aiuta tantissimo il gioco di rete. Non a caso anche tutti i tennisti che si approcciano al padel quando vanno a fare poi il doppio a tennis mi sembra di avere molto più tempo sulla volée, migliorano la volée, si migliora il lob. Quindi bisogna trovare un punto di incontro in cui le scuole tennis, a mio avviso, vengono incontro anche a chi ha i campi da paddle all'interno di un circolo da tennis. Poi il discorso diverso è per quei circoli che invece sviluppano il paddle in un'area a sé, come può essere appunto no, Paddle Roma o altri circoli di questo genere. E a livello femminile? A livello femminile, allora, già a livello femminile, ad alti livelli, il paddle è diverso rispetto a quello maschile. In Italia, a maggior ragione, cioè lo sviluppo femminile in effetti ancora deve crescere. Ancora deve crescere, lo vediamo anche nei tabelloni. Purtroppo i tabelloni femminili hanno un numero di iscritti relativamente basso, anche perché c'è un grande divario, diciamo, tra i giocatori forti, le giocatrici forti e le giocatrici di un livello inferiore, non c'è quella via di mezzo. Questo fa sì che praticamente in un torneo open si segnino praticamente le giocatrici più forti, ma le giocatrici delle terza categoria o la seconda categoria non si segnano perché hanno timore di perdere al primo turno o di non divertirsi, insomma. E a livello amatoriale invece il A livello femminile? amatoriale va tantissimo invece, a livello amatoriale assolutamente sì. Va tantissimo e poi ripeto, col fatto che comunque sia un gioco intuitivo dove all'inizio si migliora sin da subito, anche chi non ha mai fatto nessuno sport, a livello amatoriale va tantissimo, lo vediamo col circuito MSP che fa 80-100 coppie a torneo, E ci quindi sono anche tante donne. tantissime donne. Tu quando hai iniziato a insegnare? Io ho insegnato nel 2013, purtroppo, o per fortuna, dipende da punti di vista. Ti spiego perché, perché insegnare ovviamente ti toglie tantissimo all'aspetto agonistico, Certo. quindi quando stai comunque 5-6 ore in campo tutta la settimana e poi vai a giocare un torneo, ovviamente sei stravolto, comunque regali fisicamente rispetto a quelli che si allenano tutti i giorni, vanno in Spagna e quindi anche se sono giovane, ho 33 anni, insomma questo pesa, insomma, ecco, ovviamente il mio livello sarebbe diverso, o il livello di un maestro sarebbe diverso se si allenasse tutti i giorni piuttosto che fare lezioni, ovviamente. Però hai scelto di insegnare Ho scelto di praticamente. insegnare, però gioco sempre, Stefano, gioco perché mi Certo. diverto, quindi ancora non sono entrato nella mentalità dove no, oddio, non faccio più tornei perché non voglio perdere. Ancora cioè, non lo accetto ancora, insomma, quindi cioè, insegno, quando posso mi alleno e faccio attività. Domanda difficile. Il colpo più semplice e il colpo più difficile da insegnare a livello amatoriale e a livello agonistico. Partiamo dall'amatoriale. Partiamo dall'amatoriale. Il colpo più semplice direi la volée di dritto e la parete dritta, la parete che esce dritta. Perché comunque sia, soprattutto per chi non ha giocato a tennis, la parete dritta è un aiuto, insomma, la palla passa, ritorna, è semplicemente una ricerca della palla, niente di più. E il Colpo difficile? più difficile, ma ti direi non solo a livello amatoriale, ma anche ad alto livello, ti dico che è il pallonetto. Prendiamo Bella, per esempio. Bella è da 13 anni che è il numero uno al mondo. In Spagna si dice che è il numero uno al mondo grazie al pallonetto. Diciamo, il lob è il colpo più difficile da fare e più importante. Perché? Perché se lo sbagli, ovviamente devi aspettarti una bandega forte, uno smash, ma se lo fai bene ti permette di prendere la rete. È difficilissimo perché serve tanta sensibilità, perché serve anche direzione, perché
non è detto che se hai fatto un lob che va oltre la linea di fondo hai fatto un bel lob, perché magari se la fai troppo al centro o la palla esce troppo, comunque sia regali un'uscita di parete al tuo avversario. Quindi secondo me il colpo più importante è il colpo più difficile. E il più semplice a livello agonistico? Beh, le volée, insomma, a livello agonistico, diciamo, le volée, sia per chi è un padelista, sia per chi è un tennista che si è appena approcciato, perché comunque sia la volée va semplicemente affinata, ma insomma a livello agonistico ci si aspetta che la volée sia la cosa più che sappiano fare tutti, insomma. E a livello, parliamo alto livello, insomma, a livello agonistico, uno che ha un passato tennistico di livello alto è avvantaggiato secondo te? Beh, sicuramente sì, poi dipende da quanto si allena, nel senso che un tennista forte entra in campo, sa fare tranquillamente dritto, rovescio, volée, smash. Deve allenarsi, perché all'inizio smashare dritto per dritto e magari gli va detto guarda, se vuoi smashare dritto per dritto devi tirare sulla linea in maniera tale che la palla rimbalzi nel punto più alto del vetro e che torna nel tuo campo, o se vuoi fare il per 3 devi mirare sul palo, su un determinato palo per farla uscire. Quindi un tennista dal punto di vista dei colpi è assolutamente avvantaggiato, però poi ovviamente non può pensare di entrare nel campo da paddle e fare il tennista, deve poi affinarsi, deve cominciare a lavorare la volée, deve fare un po' di... Ecco, e secondo te qual è uno diciamo, dei difetti che si porta dietro un tennista di alto livello quando inizia a giocare a padel di alto livello? Eh, beh, mm, diciamo che a volte fa passare troppo poco la palla. Poi il paddle sta anche cambiando, quindi adesso magari si gioca anche più di anticipo. Eh, Dipende se questo tennista è stato un singolarista o un doppista Certo. anche. Però in linea generale, ovviamente, per giocare a paddle ad alto livello devi saper far tutto, quindi devi anche saper difendere. Prendiamo un esempio Ferrero, che a tennis ovviamente è stato fortissimo, forse è stato anche numero uno al mondo. Ha giocato il World Padel Tour a rete, smash perfetto, in difesa a livello professional soffriva. Cioè lui istintivamente magari giocava al volo Giocava una palla che eccessivamente doveva far troppo al passare. volo e poi ricordiamoci che questo è uno sport di coppia, è uno sport molto tattico e quindi comunque sia va interpretato nella maniera giusta. Comunque sì, ovviamente gli aspetti padelistici, quindi la difesa, sono le cose che ovviamente un tennista professionista deve imparare e migliorare. E il tuo compagno ideale che caratteristiche? Eh, Vuoi un nome o vuoi... Caratteristiche, vai. Allora, no, diciamo, dipende dove gioco. Nel senso, il mio compagno ideale a destra, se io gioco a sinistra, deve essere visto che il mio gioco è molto... Di non sono tocco. esatto, di tocco, voglio un compagno che spinga anche a destra. Mentre a sinistra, se gioca a sinistra, ehm, io diciamo costruisco abbastanza bene il gioco da destra, quindi mi trovo bene con tutti, Stefano, mi trovo bene con tutti. Ho giocato tornei veramente con tutti, da Stefano Pupillo a Michele Bruno, quindi mi trovo bene con tutti. E senti, invece parliamo dell'attività che fate qui al New Paddle Panda. Come no? Allora, abbiamo capito che tua moglie manda avanti la baracca, no? Esattamente, per E in che fortuna. consiste questo? Cioè, fate corsi, lezioni? Assolutamente facciamo corsi, facciamo lezioni individuali, di gruppo, organizzazione delle partite, perché nonostante è uno sport molto aggregante, però spesso si presentano persone dove ovviamente dicono io mi piace, voglio giocare ma sono da solo. E hai anche tu qui la famosa chat? Assolutamente, magari una, molte di più. E senti, fatti un po' di pubblicità qui Vai, del centro, vai. vai, mi faccio A chi si pubblicità. possono rivolgere, Assolutamente. recapiti, mail, Facebook, Recapiti dovrei prendere un 3 minuti telefono. per te. Recapiti dovrei prendere un telefono in mano, ma insomma, comunque sia, basta andare sulla pagina Facebook, New Paddle Panda. Abbiamo anche il sito che è www.newpaddlepanda.it e lì si possono trovare tutte le informazioni. Però di base siamo ben organizzati, ben strutturati. Abbiamo appunto mia moglie che organizza partite, che è a disposizione di tutti i clienti, sempre pronta quindi anche a fare eventualmente il quarto, perché comunque poi alla fine, come dicevamo prima, anche chi non ha mai giocato a tennis come mia Già. moglie può giocare a un livello discreto
e quindi infatti è migliorato tantissimo e adesso nei tornei MSP riesce sempre insomma a raggiungere appunto le fasi finali del torneo. Abbiamo altri collaboratori che giocano bene, che possono sempre fare il quarto, che possono chiudere le partite. Io stesso ovviamente mi metto a disposizione, faccio lezioni, ma poi alla fine comunque sia faccio parte del circolo, quindi poi mi metto qui, gioco con gli amici, con i clienti, insomma è un ambiente familiare, un ambiente carino. Quindi come si dice a Roma, cioè qui si trova sempre da giocare. Puoi giocare anche a Ah, Pasqua siamo aperti, anche perfetto. se la devi mandare in onda prima però di Pasqua, perché altrimenti Ah, è vero. E vediamo se ci riusciamo, dai. Se no, scusateci se no, va scusate, per dopo la prossima. Pasqua, la prossima Pasqua. E senti, sei contento di questo progetto? Sì, contento, contento perché comunque sia ha dato un valore aggiunto comunque alla mia vita, nel senso comunque ho dei campi da paddle e a prescindere da un ritorno economico che ci possa essere o non essere, comunque sia, sai, oh, che fai? Ci facciamo una partita di paddle? Già questo comunque dà un valore aggiunto a quello che può essere appunto il tuo, insomma, la tua esperienza di vita, quindi sono molto contento. E qui avete anche delle squadre? Sì, abbiamo squadre, ancora non abbiamo squadre, diciamo, a livello agonistico, abbiamo squadre che giocano l'MSP, stiamo andando alla grande, abbiamo passato la fase a girone e il prossimo anno è già in progetto di aumentare il numero di squadre e eventualmente anche di partecipare alla serie D. E voi organizzate il famoso terzo tempo del padel, ormai ho scoperto che c'è sta cosa, chi fa Allora, l'aperitivo, chi sì, fa la sì, qua facciamo, braciolata. facciamo tutto, però c'è la notte bianca, adesso che belle stagioni, si gioca a padel tutta la notte. Sì, perché il concetto è che il padel è aggregante. Il padel è aggregante e poi alla fine, magari, ecco, ribadisco, lo puoi fare all'inizio con uno scopo economico, ma poi alla fine ti trovi coinvolto anche tu, quindi poi stai qua, arrivi qua la mattina, il pomeriggio, stai qua fino a notte, insomma. Poi con le belle stagioni, col bel tempo, è capitato anche l'altro anno che si è giocato fino alle 2 di notte, divertente, ti diverti, stai con gli amici, quindi sì, terzo, E, quarto tempo, e tutto. dove si trova il New Paddle Panda? Si Che trova zona di Roma? allora, si trova praticamente uscita 11 del raccordo per chi fa sempre il raccordo. Poi all'interno del circolo del Panda, quindi sulla Nomentana, diciamo Roma Nord, Roma Quindi Nord-Est. Roma Nord-Est e Roma Nord, potete trovare qui un sacco di paddle, come dico sempre io. E un'ultima domanda, Come no? quando ti è venuta l'idea di gestire un circolo di paddle? Oppure ti ci Guarda, sei trovato dentro? no, mi è sempre balenata l'idea. È sempre balenata l'idea. È come quando magari un maestro di tennis ha voglia di aprirsi un suo circolo. Di base è questo, ecco, solo che è più semplice avere diciamo, uno spazio di paddle piuttosto che uno spazio di tennis, questo è innegabile. E ho sempre avuto appunto questa intenzione e forse l'ho fatto anche con ritardo, mi sarebbe piaciuto farlo anche prima. E- Però sì, ormai è un anno che stiamo all'interno del circolo del Panda e no, no, sono molto, molto contento di questa scelta. Non ho abbandonato il mio lavoro e questo ringrazio anche mia moglie che appunto sta quasi dalla mattina appunto a fare tutto il lavoro di contorno nell'organizzazione delle partite e quindi alla fine sono molto molto contento insomma. E sogni ancora la nazionale, il Portogallo? Allora, sogno la nazionale, No, il tutti, cioè, Portogallo, il non so, mondiale si farà, scusatemi, è stato in è stato il Portogallo, è stato Portogallo, in è il Portogallo. prossimo... Il prossimo non lo so non mi dove, ricordo, non lo so. scusatemi, comunque sogni il mondiale, la nazionale? Allora, diciamo che per arrivare in nazionale devi comunque di base devi fare dei risultati, poi non è detto che il CT ti convochi, però comunque sia la sogno, ma per arrivare ovviamente uno si deve allenare. E adesso appunto ho messo su questa struttura, sono molto contento e la mia intenzione è quella appunto di tornare ad allenarmi perché ovviamente per raggiungere determinati risultati e per essere competitivo non è possibile farlo, ma nessuno sport se non ti alleni. E quindi quella è la mia intenzione. Prima la mia intenzione è quella di tornare ad allenarmi, di fare risultati, a quel punto sono convinto che posso tornare in nazionale. Bene, scusateci se non ci ricordiamo dove sono i prossimi Sì, mondiali di padel, ma questo è il bello di E che Storia, dove uno è libero
è se stesso. Noi ringraziamo il maestro Davide Verde, qui New Grazie a Paddle te, Panda, e in bocca al lupo. Crepi, Santa moglie, santa ringraziamo anche moglie, lei per assolutamente. tutto quello che riesce a Manu, fatti organizzare. vedere, dai, vieni qua. Vieni. Forza, Vediamo, facciamola vedere, facciamo anche perché è vedere, bellissima. eccola. Ciao. Sta qua. Guardate il quadro, Vieni giù. ecco qui. Quindi con questa bellissima Assolutamente, tutto immagine merito suo. vi lasciamo e grazie Grazie a veramente te, di Ste. cuore. Grazie. Grazie. Un abbraccio a tutti, a presto.